Ciao a tutti ragazzi, amanti delle due ruote e benvenuti in questo motogiro. L'itinerario che vi proponiamo oggi è un giro non tanto lungo ma molto bello che si sviluppa tra le curve, i paesaggi e la storia delle prealpi veneto-friulane. Siamo partiti da Gaiarine, un paesino in provincia di Treviso, per andare verso Vittorio Veneto e prendere la strada Lemagna, direzione Longarone. Strada famosa e molto frequentata dai motociclisti della zona, ma anche da chi vuole passare una giornata di svago nei laghetti artificiali come quello di Santa Croce, in cui si può praticare anche windsurf e kitesurf. Andiamo al video. Dai, so io il mio pubblico. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time to do it, 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 to do it right, child. I got my mind set on you. 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 And this time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set. Giunti a Longarone abbiamo fatto una breve sosta per ammirare la storica diga del Vajont e la frana del Monte Toc. Per chi non ci fosse ancora stato ed è appassionato di storia, consiglio di visitare anche i paesini lì vicino di Erto e Casso. Whole lot of spending money Proseguiamo ora per Barcis. to do it right, child. Da qui in poi abbiamo modificato le impostazioni della telecamera per ottimizzare l'inquadratura, ma qualcosa è andato storto e quindi vedremo i guardrail più belli d'Italia. To do it, 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 to do it right. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set. Arrivati a Barcis ci siamo fermati in un localino dove si fermano molti motociclisti e abbiamo ricaricato un po' le batterie in riva al lago. Località consigliata per chi vuole passare una giornata di relax oppure fare una passeggiata. But it's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take. Partiamo per tornare verso casa e facciamo una piccola deviazione in Piancavallo, strada bella larga con curve croccanti, molto divertente, in cui una volta arrivati in cima si gode di un bel panorama con vista sulla base NATO di Aviano. To do it, to do it, to do it, to do it, to do it right. Attento che viene un camion! Tirando le somme, un giro che si può fare in giornata o anche in mezza se si fanno tappe brevi, per strade ben asfaltate con curve che esaltano un po' la guida sportiva. Un consiglio, itinerario da fare ad inizio o fine stagione, causa traffico intenso durante il periodo estivo. Bene, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e alla prossima! Got my mind set on